Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Incontro nella Sala della Musica di Portotolle, organizzato dalla sezione PD del paese per informare la popolazione sugli eventuali problemi che potrebbero causare le trivellazioni nell'Adriatico, a sud del 45° parallelo e in particolare nelle vicinanze del territorio di Portotolle. Chiediamo al promotore di questa iniziativa, il segretario provinciale PD Angelo Zanellato ed anche al sindaco di Ariano Luisa Beltrame, se nel caso il governo decidesse di attuare il progetto delle trivelle in Adriatico, come questo potrebbe convivere con le esigenze di tutti i polesani che, ricordiamo, hanno già dato molto per quanto riguarda la subsidenza, come migrazioni, alluvioni e deprezzamento del territorio. Giustamente, il Polesine ha una storia di estrazioni dagli anni 30 agli anni 60, bradisismo, centrale termoelettrica, terminal gasiero. Oggi ci dicono questo e quindi ci vogliono estrarre del gas, ma io dico, ma per quale motivo il Polesine deve essere sempre disponibile a rispondere alle esigenze della nazione? Nella sua presentazione ha anche sottolineato il fatto che non sarebbe solo un danno per quanto riguarda il territorio, il bradisismo eccetera, abbiamo anche una delle attività principe che sono la pesca e penalizzandolo ulteriormente si ridurrebbe addirittura del 60% la zona pescabile. E per le pale eoliche la stessa perplessità? Diciamo, io non è che abbia perplessità particolari sulle pale eoliche, dico soltanto che si deve partire da un altro ragionamento. Allora, alcuni tipi di energia il Polesine, il territorio può fornirli. Ne forniamo già come fotovoltaico, noi siamo una delle realtà, siamo terzi in Italia a fare rapporto superficie e fotovoltaico prodotto. Abbiamo dato il 10% dell'energia elettrica quando c'era la centrale, continuiamo a dare il 10%, adesso verrà aumentato il gas di un terminal gasiero che nessuno voleva. Adesso ci sono le pale eoliche, benissimo. Tutto questo sistema, ed è per questo che questa sera lo dirò nell'incontro, noi dobbiamo guardare il tema nella sua complessità, ciò che è stato dato, ciò che ci è stato tolto. Teniamo presente che se noi sommassimo la superficie interdetta alla pesca nel terminal gasiero, quella vincolata nelle zone ZPS, sì, per questioni di fini tartarughe, giustamente. Se andiamo a tirar via quello che occuperà la pale eolica più le estrazioni, noi vediamo che superiamo i 373 km quadrati di superficie. Allora, io non sono contrario, dico solo, benissimo, le compensazioni, gli studi e i nostri pescatori dove vanno a pescare? Allora, se ci sono degli studi che ci permettono di coltivare il pesce all'interno di reti, così come vediamo su tante trasmissioni, ed è possibile anche nell'Adriatico, sapendo che l'Adriatico, essendo poco profondo, ha un moto ondoso particolare, ma se fosse possibile allora cominciamo a ragionare su queste cose. Questa è la risposta che daremo ai pescatori, quindi invece di partire il mattino e tornare dopo 2 giorni o 3 giorni senza pesce, probabilmente vanno via il mattino e tornano a casa la sera perché il pesce lo trovano lì, gli danno da mangiare, lo ingrassano e alla fine il problema è risolto. Sono queste cose, cioè il Polesine non può dar sempre, deve dare e ricevere, ma un ricevere che permetta il futuro a questo territorio. Noi continuiamo ad abbassarsi in maniera impressionante, la gente va via, i ragazzi non studiano più, quelli che studiano vanno via. Cosa facciamo? Sindaco Luisa Beltrame di Ariano nel Polesine, ma se tutti i sindaci del nostro territorio unanimemente sono contrari alle trivelle, il governatore Zaia è contrario alle trivelle, i nostri rappresentanti che abbiamo anche a Roma sono contrari, e se dopo le fanno cosa vuol dire? Vuol dire che non è stato tenuto in considerazione la voce del territorio, molto semplicemente. Quindi vuol dire che contiamo poco? Può anche essere che vuol dire che contiamo poco.